Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto con questo flash per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque partiamo subito con il Covid. Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere. Oggi i dati mostrano un incremento. Siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno una precisa identificazione. A darne notizia è il vice governatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, commentando i dati che giornalmente vengono forniti dalla Direzione Centrale Salute e dalla Task Force coordinata dal professor Fabio Barbone, che ha il compito di monitorare la situazione relativa al Covid in regione. Riccardi dà conto poi della consueta fotografia quotidiana. In Friuli Venezia Giulia, su 6.114 tamponi molecolari, sono stati rilevati 455 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,44%. Sono inoltre 16.546 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 28 casi. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. Nello specifico si tratta di 2 uomini di Trieste di 78 e 79 anni, deceduti rispettivamente in una residenza sanitaria assistenziale nel presidio ospedaliero universitario a Trieste, e una donna di 82 sempre di Trieste, questa volta al presidio ospedaliero universitario. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 16, mentre i pazienti in altri reparti sono 98. E ora parliamo di economia nel prossimo servizio. Assessore Bini, com'è lo stato di salute del Friuli Venezia Giulia? Ma molto positivo, guardi, questo ho avuto modo di aver conferma i giorni scorsi con dei dati ultimi che mi sono arrivati, oggi me l'ha confermato anche durante i lavori di questo importante convegno anche la Presidente di Confindustria Udine. Ma insomma il Friuli Venezia Giulia, che ne dica qualcuno, portatore di sventura, è comunque una regione che ha dimostrato in questo ultimo triennio di crescere più rispetto alla media non solo delle regioni del nord-est ma del paese Italia, un più 5%, quando le altre regioni del nord-est crescono del 3%, una tenuta molto importante dell'occupazione. Insomma, ci sono tutti gli elementi per dire che le cose stanno andando bene, nonostante il terribile, non dobbiamo dimenticarci questa cosa, periodo che abbiamo e stiamo anche vivendo. Abbiamo ancora tre temi importanti: uno è l'aumento molto importante dei costi dell'energia, due la difficoltà nel trovare personale qualificato per le imprese, tre la carenza di componentistica e il ritardo delle consegne delle materie prime. Quindi, nonostante tutto, l'economia friulana ha dimostrato molta resilienza, resistenza e soprattutto lungimiranza. Ecco, Assessore, qui ad Amaro è proseguito il viaggio nei consorzi per presentare le misure di sviluppo impresa, una legge che ha prodotto e che sta producendo importanti risultati. Ma sì, noi abbiamo voluto fortemente contaminare il mondo produttivo e abbiamo scelto i consorzi del Friuli Venezia Giulia come luogo dove un po' andare a raccontare quelle che sono le novità che caratterizzano sviluppo impresa. Abbiamo avuto la fortuna di avere una dotazione economica molto importante. Con sviluppo impresa siamo andati a rafforzare quelli che sono gli strumenti messi a disposizione delle imprese in questi ultimi anni, rafforzando i consorzi, ma soprattutto rafforzando anche tutta quella che è la dotazione non solo finanziaria, ma anche per quanto riguarda l'accesso al credito agevolato, i contratti di insediamento, insomma tutto ciò che può servire alle imprese per crescere in Friuli Venezia Giulia oppure alle imprese per venire in Friuli Venezia Giulia.
Cambiamo adesso argomento, chiaramente oggi è il 4 novembre, ricordiamo che oggi si festeggia le Forze Armate, l'unità del paese. 4 novembre 1918 terminava la Grande Guerra, 4 novembre 1921 il Milite Ignoto, che 4 giorni prima era partito da Aquileia, arrivava a Roma, dove sarebbe poi tumulato nell'altare della patria. Nel centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, la celebrazione della giornata delle Forze Armate deve essere occasione per ricordare il significato del termine patria, per la quale hanno combattuto e perso la vita centinaia di migliaia di uomini in divisa allo scopo di difendere la libertà e la democrazia, un ideale che mantiene il suo valore immutato nel tempo non solo per i militari di allora e quelli di oggi, ma anche per tutti i cittadini della nostra nazione. Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, al margine della cerimonia che si è svolta a Pordenone in occasione della celebrazione della festa delle Forze Armate, alla presenza del primo cittadino Alessandro Ciriani, del prefetto Domenico Lione. L'esponente dell'esecutivo ha reso omaggio ai caduti nella fase di deposizione di una corona d'alloro nei pressi del monumento in piazzale Ellero dei Mille. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto, vi ricordiamo ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.